Siamo all'Ipia Fermi con la commissione che si sta insediando per i prossimi esami. Parliamo con il Presidente, l'ingegnere Barone. Oggi abbiamo iniziato già alle 8:30 puntuali i lavori di insediamento della commissione secondo le direttive ministeriali e con le commissioni interne, però con il Presidente esterno. Abbiamo lavorato nell'esame delle due classi, perché ogni commissione ha due classi, e abbiamo cercato di valutare e valorizzare le persone che esamineremo nei prossimi giorni. E certamente noi cerchiamo di essere al di sopra delle parti, perché il Presidente deve valorizzare e valutare i ragazzi interni sulla base dei lavori che hanno svolto in collaborazione con i loro docenti e con il loro dirigente scolastico, perché la funzione del dirigente scolastico è fondamentale in ogni scuola. E quindi anche in questa. Io sono ben felice di essere qui, è la terza mia esperienza di Presidente, però è un'esperienza particolare perché io in questa scuola ci sono cresciuto professionalmente, e questo è il logo che ho fatto professionalmente quando ero qua docente, ed è un logo molto particolare perché rappresenta il connubio quasi hegeliano, come diceva la stessa relazione di presentazione, fra la cultura classica e la cultura scientifica e tecnologica, che è a fondamento del nostro dialogo, della nostra vita e del nostro anche territorio nel quale viviamo e nel quale i ragazzi crescono, perché devono avere la preparazione tecnica ma anche la preparazione di carattere umanistico. Ci presenta la commissione, Presidente? Sì, qui abbiamo il nostro vicepresidente nominato ufficialmente dal sottoscritto. Sebastiano Raeri, insegno diritto, ho il piacere di conoscere il nostro Presidente da tantissimi anni perché siamo stati colleghi quando lui insegnava in questa scuola. È stato molto bello per me vedere che il Presidente era lui, perché essendo stato docente interno conosce bene la realtà, conosce bene le situazioni dei nostri ragazzi, e quindi ero sicuro, come già ho avuto modo di vedere dai lavori iniziati oggi, che l'esame sarebbe svolto in un clima di serenità, di collaborazione e di tranquillità. Conosciamo l'altra componente? Sì, abbiamo qua... Io sono la professoressa Laima, insegno italiano e storia. Stamattina ho avuto il piacere di conoscere il nostro Presidente e già il buongiorno si vede dal mattino, per cui abbiamo subito lavorato in serenità, in un clima molto sereno. Io seguo i ragazzi da 5 anni e li porterò fino alla fine in questa esperienza molto carina, molto bella. E poi abbiamo la professoressa qui, Alfano. Salve, la professoressa Alfano, insegno italiano. Anche io posso ripetermi, insomma, che la riunione, come prima riunione, siamo partiti bene. Niente, abbiamo appunto il piacere di portare alla conclusione di un percorso che è stato pesante, soprattutto per gli ultimi anni che abbiamo tutti vissuto per il problema del Covid, però cercheremo appunto di concludere i lavori nel migliore dei modi, nell'interesse dei nostri alunni. Allora, Presidente, per concludere, ci sono delle novità quest'anno per gli esami di Stato rispetto agli altri anni? La novità è che innanzitutto ci sono 2 prove sole scritte, perché prima della pandemia ce n'erano 3, tutte e 3 ministeriali. Oggi ce n'è una sola ministeriale, che è la prova di italiano nelle sue varie possibilità e logiche, che vengono sicuramente trasmesse telematicamente la mattina alle 8:30 o alle 9 di dopodomani, perché noi abbiamo in questo momento riunione, siamo in pausa professionale perché è prevista, e i lavori possono proseguire se necessario anche domattina o anche domani pomeriggio. Poi ci sarà la prima prova dopodomani e poi ci sarà la prova invece locale, che è la prova professionale per ogni scuola, secondo gli indirizzi. Per esempio io ho 2 indirizzi, perché l'ho detto poco fa, abbiamo 2 classi con indirizzi diversi, odontotecnico e i servizi sociali. Sono ragazze e ragazzi che cercheremo
di ascoltare, valutare e avviarli nell'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni. Ci sono tante persone, ci sono anche degli esterni, sono pochi a dire il vero, però hanno anche il loro diritto, perché lo prevede la legge, di seguire l'esame di maturità e di cercare di arrivare anche a quello che loro meritano. Devo dire che è un'esperienza importantissima, l'esame di Stato che si chiama di Stato proprio perché è la Costituzione che lo ha istituito e io sono contrario a eliminarlo perché è fondamentale, perché è il riconoscimento dello Stato di ciò che lo stesso Ministero e tutti gli insegnanti fanno sia nelle scuole private sia nelle scuole pubbliche. E quindi è una tappa importante, è una tappa che tutti noi ricordiamo quando eravamo giovani e che viviamo anche da insegnanti in questi giovani di questo periodo che hanno vissuto le difficoltà della pandemia, ora stanno vivendo le difficoltà di un ambiente molto strano, questo è la guerra, e molte cose noi chiariremo con questi ragazzi, domanderemo proprio come si trovano nei momenti di spostamento di questo territorio. Noi siamo qui in una zona che naturalmente è una zona lontana dal centro di Agrigento, una scuola è brutto che sia fuori dal centro. Chiariremo anche questo, come si sono trovati, perché sono ragazzi anche fuori sede, molti fuori sede, e poi chiederemo anche sul PCTO come si sono trovati, dove l'hanno fatto, le domande di educazione civica, diciamo sicuramente con i nostri colleghi trascorreremo delle ore anche di maturazione anche per noi.